Prima Pietro, capitolo 4. 4, Leggeremo il versetto 7. 4, versetto 7. E poi leggeremo il capitolo 5. Leggeremo dal verso 6. Amen. La moglie si è alzata. Dobbiamo alzarci. Riverenza e rispetto davanti alla parola di Dio. Il Signore sia lodato. Prima Pietro capitolo 4 versetto 7 troviamo scritto così: la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Poi leggiamo, saltiamo, andiamo capitolo 5, leggiamo dal verso 6: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Or il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Per mezzo di Silvano, che considero vostro fedele fratello, vi ho scritto brevemente, esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio, in essa state salvi. La Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Amen. Potete accomodarvi. Gloria al Signore. È una di quelle epistole, lettere, definite cattoliche, cioè universali, per tutti i cristiani, per tutti i credenti. Non è indirizzato ad una chiesa specifica, no? Come a volte Paolo è indirizzato ai Romani, agli Efesini, agli Filippesi, ai Tessalonicesi e così via. Questa è una lettera di Pietro per tutti i credenti, e quindi anche per noi. Per tutti i credenti di ogni tempo. Abbiamo letto il versetto 7 del capitolo 4: la fine di tutte le cose è vicina. E se era vicina la fine di tutte le cose ai tempi di Pietro, tanto più è più vicino per noi, vero? La fine di tutte le cose è vicina. Alleluia. Alleluia. Perché? Perché il Signore ritornerà. E quando il Signore ci porterà con Lui, tutto finirà. Amen. O no? Finirà la sofferenza, finiranno le preoccupazioni, finirà il pianto. Alleluia, saremo con il Signore. Quindi la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Qual è il consiglio dell'Apostolo Pietro, uomo di Dio, apostolo di Cristo Gesù, alla Chiesa? Per questo motivo, dato che la fine di tutte le cose è vicina, siate moderati, sobri, dedicatevi alla preghiera. Dio ci dia grazia di applicare questi consigli. Vogliamo dedicarci alla preghiera, vogliamo passare più tempo alla preghiera, proprio perché viviamo questi ultimi tempi. La fine di tutte le cose è vicina. Stiamo svegli, essere sobri, svegli nello spirito. Possiamo dormire fisicamente, ma svegli nello spirito, pronti a capire, a intercettare i segni della venuta di Cristo Gesù, che già ci sono. Ora ancora continua nei suoi consigli l'Apostolo Pietro, e dice: umiliatevi.
Quindi siate moderati, sobri, umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Dobbiamo dire, Signore, ci umiliamo davanti a te. Amen. Cerchiamo la tua volontà, Signore. La tua volontà sia fatta, non la nostra. Amen. Alleluia. Umiliamoci sotto la potente mano di Dio. La mano di Dio deve essere sopra di noi. Noi dobbiamo stare sotto la sua mano. Sia Lui ad operare, alleluia, affinché Egli vi innalzi al suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione. Ora, nella vita cristiana, sicuramente nel percorso cristiano, ognuno di noi ha i propri combattimenti, no? Le proprie difficoltà, le proprie preoccupazioni, no? Bisogni, ne abbiamo. Ora, il consiglio dell'Apostolo Pietro è gettare su di Lui ogni nostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi, dice. Crediamo in questa parola? Amen. Il Signore ha cura di noi, amen? Fin qui il Signore ci ha soccorsi. Ci ha soccorsi fin qui il Signore. Amen. Siamo arrivati al 2020. Da quanti anni conosci il Signore? Sorella, sta tanti anni. Fratello, pure, tanti anni. Nanà, possiamo dire tanti anni, ognuno di noi. Conosciamo il Signore da tanti anni. Ma non abbiamo mai visto infedeltà da parte del Signore. Possiamo solo raccontare della nostra infedeltà. Noi siamo stati infedeli, io o meno, parlo da me, non so voi, ma tante volte sono stato infedele verso di Lui. Ma il Signore è stato sempre fedele verso di me. Amen? E sempre lo sarà il Signore. Comprende che siamo uomini, vorremmo fare tante cose con la bocca, a volte siamo bravi a parlare, prendiamo impegni, ma veniamo meno. Il Signore ha preso un impegno con noi e non è mai venuto meno. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Il Signore è sempre con noi, ha preso questo impegno, possiamo dire: il Signore è con me. Ognuno di noi in modo individuale può dire: il Signore è con me. Amen. Nella mia vita mi sta guidando, mi ha sempre guidato il Signore. A volte ho capito la sua volontà, a volte non l'ho capita, ma quando ho sbagliato il Signore mi ha aiutato a rimediare. Non so come ha fatto, per amore suo il Signore ha rimediato i miei errori. Ed eccomi qua ancora una volta a servirlo. Amen? Quindi vogliamo gettare su di Lui ogni nostra preoccupazione e andare avanti. Vogliamo sempre andare avanti, non possiamo tornare indietro, dobbiamo andare avanti. Amen? Ancora ribadisce il consiglio della sobrietà: state sobri, vegliate. È importante, lo ribadisce ancora. Abbiamo letto: la fine di tutte le cose è vicina, siate dunque moderate e sobri per dedicarvi alla preghiera. E qui in questo capitolo, nei passi successivi, riprende ancora questo concetto evidentemente importante per noi. Siate sobri, vegliati. Il vostro avversario, abbiamo un avversario, abbiamo un nemico, non possiamo fare finta che non c'è. Purtroppo c'è, e dobbiamo fare i conti anche con questa realtà. Alleluia. È vero che abbiamo il Signore, è vero che il Signore è per noi un rifugio, una forza, sempre pronto, un aiuto nelle difficoltà, ma sta a noi rivolgerci a Lui. Amen? Sta a noi essere forti in battaglia nella preghiera. Amen? Sta a noi invocare il suo nome. Amen? Sta a noi cercarlo. Amen? Sta a noi vivere una vita piena dello Spirito Santo. Amen? Questa è nostra responsabilità. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. E sta parlando alla Chiesa del Signore. Qualcuno potrebbe dire: ma come? Può toccare i figli di Dio? Sì, ma fino a un certo punto. Ha un limite. E gloria a Dio per i limiti che Dio ha messo alla sua potenza. È potente il nemico, ma il nostro Dio è onnipotente. È forte, è inutile dire che non è forte. È forte,
ma il nostro Dio è più forte. Amen. Il mio Dio è invincibile. Amen. Alleluia. Se lui è come un leone ruggente cercando chi possa divorare, c'è un altro leone che è ancora più forte. Viene chiamato il leone della tribù di Giuda. Amen. È vero? È il leone che domina. Alleluia. È veramente forte. Leone della tribù di Giuda combatte contro quest'altro leone. Alleluia. Il nemico va, è vero, va attorno alla vita dei credenti cercando di distruggerli, cercando di fargli del male. A volte ci riesce perché il credente abbassa le difese. Quando abbassiamo le nostre difese siamo vulnerabili. È vero? Se invece le nostre difese sono sempre pronte, lì vigili, sempre rafforziamo quei punti deboli, il nemico gira, ma non vedrà mai un punto debole dove attaccarci, dove poter entrare, perché in ogni punto c'è sempre un muro, una barriera. Ci deve essere un muro per lui. Amen. Ogni muro invece deve essere abbattuto per Dio che vuole regnare nella nostra vita. Ma il muro che dobbiamo alzare è un muro di difesa verso il nemico delle anime nostre, verso il diavolo. Amen. Dobbiamo stare attenti nella preghiera, vivendo una vita cristiana spirituale, vivendo una vita cristiana non fatta di forma esteriore, ma vivendo una vita cristiana forte nello spirito. Amen. Amen. Mettendo in pratica la parola di Dio. Alleluia. E quindi il diavolo, quando va intorno, non trova chi possa distruggere. Ora, l'incoraggiamento che dà l'Apostolo Pietro è: resistetegli. Amen. Alleluia. Sei attaccato, resisti, fratello. Ti senti attaccato, resisti nella preghiera, prega il Signore. È l'unica soluzione. Stai ferma nella fede. Resistetegli stando fermi nella fede. Non vacillare nella fede. Stai fermo. Riconosci in chi hai creduto. In cosa hai creduto? In una favola? Se perché è una favola, non starai fermo nella fede, vacillerai. Ma se tu riesci a dire: io ho creduto in Gesù, io so che è morto e che è risorto, amen, e che è vivo, è vivente, e alla destra di Dio Padre intercede per me. Io so che Cristo non mi lascerà mai, Lui sta combattendo per me. Amen. Ora resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Non esiste un cristiano che non abbia combattimenti. In qualunque chiesa tu possa andare, ovunque tu possa andare a vedere, a conoscere dei fratelli in Cristo, delle sorelle, tutti ti diranno: io ho delle difficoltà. Ma gloria a Dio che tutti possiamo dire: Cristo è il vincitore, vero? Amen. Amen. Cristo combatte per me. Il diavolo mi attacca, ma Cristo ha vinto. Alleluia. Gloria al Signore. Quindi vedete, tutta la nostra esperienza come Chiesa, come credenti, è comune. Il nemico ci attacca, ma noi abbiamo creduto in Cristo Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Poi conclude l'Apostolo Pietro dicendo: il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Il Signore sta compiendo quest'opera in ognuno di noi. Ci sta lavorando, ci sta preparando il Signore, se ci lasciamo preparare da Lui, guidare da Lui. Ci prepara perché vuole renderci fermi, stabili, forti, affinché quando il nemico si presenterà per accusarci davanti a Lui, vedi questo tuo figliuolo Giobbe, vi ricordate? Guarda come ti ama. Sì, ma ti ama perché tu gli hai dato una bella casa, una bella famiglia, gli hai dato una salute, sta bene, è ricco, è stimato. Togligli tutto, guarda come ti rinnegherà. E questo è il suo compito. Ci accusa
Però il Signore così gli ha detto: ti permetto di togliergli tutto ma non toccare la sua anima. Quella non gliela devi mai toccare. Amen. La nostra anima appartiene al Signore. Amen. Alleluia. Ecco che possiamo venire attaccati, provati in ogni modo, e dopo aver sofferto brevemente Egli vi perfezionerà. Quindi la sofferenza serve. Amen? Amen. Ci è utile soffrire a volte per poter capire, per poter crescere. Giobbe, dopo aver vissuto quella sua esperienza, e dopo che si è rivolto a Dio, e dopo che il Signore dice: adesso stai zitto, hai parlato, ti ho lasciato sfogare, adesso ascolta, parlo io. Cosa dice il Signore a Giobbe? Dove eri tu quando io ho fatto il cielo, ho fatto il mare? Dove eri tu? Ho chiesto consigli a te quando doveva essere la terra, il mare, il confine. Ti ho domandato un consiglio. Cosa poteva rispondere Giobbe? Dove ero? Io neanche esistevo, Signore, dove ero? Allora, stai sereno. Amen. Amen. Poi Giobbe si rende conto, vero? Di quello che è successo. Cosa dice? Signore, le mie orecchie avevano sentito parlare di te. Sì, avevo timore tuo, ti amavo, sì. Adesso i miei occhi ti hanno visto. Amen. Cioè, la mia esperienza adesso, posso dire, è più forte. Mi sono reso conto chi tu sei, Signore. E a volte, vedete, abbiamo bisogno di renderci conto veramente chi stiamo servendo. Alleluia. Quindi dopo che avrete sofferto per breve tempo, Egli vi perfezionerà, Egli stesso vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Gloria a Dio. E poi conclude così: a Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Saluta la Chiesa per mezzo di Silvano, dice: salutate gli uni e gli altri con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Gloria a Dio per l'amore del Signore che è stato sparso nei nostri cuori. Gloria a Dio perché ci amiamo, vero? Alleluia. Amatevi gli uni e gli altri come io ho amato voi. Alleluia. Dio ci dia grazia veramente di applicare la sua parola alla nostra vita. Dio ci dia grazia di vederci innalzati da Lui, umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al suo tempo. Non vogliamo essere noi ad alzarci, innalzarci, lasciamo fare al Signore. Se dobbiamo essere innalzati, Signore, innalzami per arrivare al cielo, per poterti vedere, Signore. Ma qui sulla terra fammi essere servitore, servo umile e fedele, come lo sei stato tu, Gesù, uomo, verso Dio Padre. Ecco il mio figliuolo, in cui mi sono compiaciuto, il mio servo. Amen. Così vogliamo fare la volontà di Dio, come ha fatto Cristo Gesù, uomo, verso il Padre. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Dio.